Oggi la consegna dei premi Progresso Economico 2024, riconoscimenti ad 11 aziende particolarmente distintesi in provincia, premio speciale a Giuseppe Virgilio. Nasce Controcorrente di Emanuele Lavardera mentre Forza Italia sfonda il record dei 16.000 iscritti in Sicilia e Barbagallo attacca il governo nazionale, bilancio penalizza gli enti locali e altri 58 milioni sottratti. Giovanna Iacono è contro l'accorpamento degli uffici giudiziari. Turnover dei dirigenti regionali, ma scoppia la grana. Ricciardo, arriva il reddito di povertà per le famiglie bisognose siciliane. Cittadini esausti da fontanelle, un appello accorato. Manca l'acqua e l'illuminazione è carente con strade al buio. Circolano notizie sulla presunta morte del boss Motisi mentre la Cassazione conferma la sorveglianza speciale per Francesco Ribisi. Arriva il 30 aprile a Porto Empedocle l'Amerigo Vespucci. Verrà presentato il 21 febbraio il programma del 77esimo Mandorlo in Fiore, mentre è tutto pronto per il Carnevale di Montevago, una manifestazione in continua crescita, afferma il sindaco La Rocca Ruvolo. Gli impegni di Acragas e Castrum Favara nel fine settimana calcistico della Serie D Girone I. E ben trovati dalla nostra informazione. Apriamo con la Sicilia, quella che produce e si impegna per l'economia. Si è svolta stamane presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento la cerimonia di consegna del premio Progresso Economico 2024. Per noi c'era Arturo Cantella. Commissario Termine, cosa rappresenta questo premio per le aziende agrigentine e per la Camera che lo organizza? Diciamo che questo premio vuole rappresentare un incentivo per essere più presente nel campo produttivo. Queste aziende che verranno premiate sono naturalmente in rappresentanza di tutte le altre aziende e ultimamente abbiamo avuto un dato positivo che a Agrigento è in aumento rispetto al numero di aziende. Quindi forza aziende, e cerchiamo di rendere sempre più produttiva questa nostra provincia per fare in modo che ci sia una crescita complessiva. E una cosa che voglio sottolineare è che finalmente quest'anno passato ha visto la stabilizzazione dei precari, quindi con grande soddisfazione questi lavoratori lavoreranno e sono inseriti nella Camera a pieno titolo e quindi sono a disposizione insieme agli altri impiegati per tutte le imprese e tutte le necessità della provincia. Uno dei tanti obiettivi da lei raggiunti insieme ai suoi collaboratori. E l'obiettivo principale è questo della stabilizzazione. Un altro obiettivo è che Agrigento cresce, nonostante la crisi cresce come numero di aziende e cercheremo di fare sempre meglio. Un'azienda premiata, la vostra, di Marchese Rosario Aragona, un'eccellenza del territorio, non solo agrigentino ma anche ragusano e siciliano, nel settore agricolo. È sempre troppo buono. Siamo una modestissima impresa del territorio che proviamo a lavorare e a fare lavorare. La nostra è un'azienda che produce uve nel territorio di Canicattì e ortaggi in cultura protetta nel Ragusano. Da qualche anno abbiamo avviato dei progetti di sperimentazione con le università, prima di Palermo, oggi di Catania, sperimentazioni che sono necessarie, ahimè, alla luce dei cambiamenti climatici. Quindi oggi come azienda dobbiamo adeguarci a quello che sta succedendo e quindi solo attraverso l'innovazione, solo attraverso il supporto del mondo delle università, degli enti scientifici, speriamo di poter fronteggiare questa crisi che peraltro è profonda nel mondo agricolo. Quindi il nostro impegno è quello di continuare la tradizione familiare. La mia è un'azienda che si tramanda da 3-4 generazioni e abbiamo la grande responsabilità di provare a mantenere quello che i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri antenati hanno fatto. Presidente, oggi qui ad Agrigento per questo premio alle imprese più meritevoli. Eh sì, oggi è giornata importante per queste imprese che saranno premiate. Un grazie va al commissario e mio collega Giuseppe Termini per questa iniziativa importante che ormai si ripete da diversi anni.
e quindi un riconoscimento che le imprese tengono tantissimo, perché spesso gli imprenditori hanno bisogno di poco, ma queste gratificazioni sono importanti per farli continuare sempre a lavorare con grande dignità, rispetto e sacrificio. Lei è presidente regionale, ecco, qual è l'importanza attuale e il sostegno che Union Camere dà per i suoi servizi alle tante imprese del territorio? Come Union Camere Sicilia stiamo portando avanti tanti progetti, a partire dall'innovazione tecnologica, l'energia, il turismo, i trasporti, quindi stiamo facendo tantissimo lavoro insieme alla Camera di Commercio siciliana, con la speranza di raccogliere i frutti meritati per questa bellissima regione siciliana. Ecco, qual è il trend di crescita o no delle aziende siciliane? Le aziende al momento sono in una fase stabile, ci sono pochissime imprese che si iscrivono e anche non poche che si cancellano, quindi un trend abbastanza stabile. Speriamo che nei prossimi mesi ricomincia, come è stato fino a qualche mese fa, l'aumento delle iscrizioni presso le varie camere di commercio siciliane. Lei oggi viene premiato qui alla Camera di Commercio con un premio Progresso, un'azienda che negli anni si è elevata moltissimo. Qual è il segreto, il successo? Innanzitutto grazie per questi eventi che appunto dovrebbero essere più pubblicizzati, grazie a voi anche alla vostra emittente. Il segreto, nessun segreto, spirito di sacrificio e portare l'autenticità dei nostri prodotti che non ha uguali al mondo, questo voi lo sapete e ve lo posso assicurare, nel mondo, con dedizione e spirito veramente di sacrificio. Francesco Piccarella, tra i premiati oggi del Premio Progresso Economico di Agrigento. Sì, è un grande orgoglio per la nostra impresa essere state premiate appunto dalla Camera di Commercio di Agrigento, e naturalmente ringraziamo il commissario straordinario Giuseppe Termine per averci onorato appunto in questa giornata. Naturalmente un premio che riguarda la nostra struttura, che di fatto è oggi l'impresa turistico-ricettiva alberghiera più longeva del territorio di Agrigento, e quindi insomma una dedica va sicuramente all'ascito che ha fatto mio padre, Carmelo Piccarella, imprenditore di questa città, un uomo politico e sociale insomma di grande rilevanza. Quindi un grande onore per me, per noi, naturalmente famiglia, e naturalmente un ricordo di papà. E un premio speciale alla carriera è andato a Giuseppe Virgilio, già segretario generale della Camera di Commercio di Agrigento, ora in pensione. Un riconoscimento speciale all'interno del Premio Progresso Economico 2024 è andato a Giuseppe Virgilio, che conosciamo tutti da tantissimi anni, è stato alla guida amministrativa della Camera di Commercio. Io sono onorato e ringrazio il commissario Giuseppe Termini per l'affettuoso riconoscimento che mi ha voluto dare, ma io voglio condividere questo premio con tutto lo staff della Camera di Commercio, con tutti i colleghi, sia quelli che ora sono in pensione, purtroppo con quelli che non ci sono più, e con tutti quelli che attualmente lavorano e che continuano il lavoro che viene svolto dalla Camera di Commercio. Lo voglio condividere con loro perché mi hanno permesso di raggiungere ottimi risultati durante il periodo in cui sono stato segretario generale, e mi pongo a disposizione sempre della struttura per le ulteriori attività, anche se oggi sono pensionato, però sono sempre a disposizione del commissario Termine e di tutto il sistema camerale, essendo stato io, oltre che un servitore dello Stato, anche un uomo di sistema. Ecco, lei diceva nel suo ringraziamento al premio che ha visto un po' tutti i vari presidenti, ricordando Gandolfo, Di Betta e via di seguito. Sì, è il dottore Messina, che è stato quello che mi ha voluto come segretario generale, con cui ho condiviso tante attività. Li ricordo tutte, li porto nel mio cuore e mi hanno formato, dandomi cognizione di causa di quello che è il mondo delle imprese, delle esigenze delle singole imprese, e questo mi ha accompagnato nel percorso formativo e nel lavoro, e spero di aver dato un piccolo contributo a questa provincia che amo tanto, che è veramente un fiore all'occhiello della nostra regione. Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre origini, non è a caso che ci hanno dato il riconoscimento di Agrigento capitale della cultura. Dobbiamo ricordare quello che siamo stati e quello che siamo, essendo orgogliosi, guardando sì qualche cosa che può essere migliorata, ma anche sapendo avere una visione del futuro e dello sviluppo di questa terra. La Camera di Commercio, che nell'arco della sua direzione è notevolmente cambiata, è stata trasformata anche dagli organi amministrativi regionali.
Sì, c'è un processo di riforma che porterà degli accorpamenti, però sono sicuro che grazie all'informatizzazione che è accentuata nel sistema camerale non ci saranno troppe ricadute negative nei confronti delle imprese, anzi al contrario, i tempi di evasione delle pratiche qui del registro imprese sono 3 giorni lavorativi e penso che si siano arrivati a livelli che difficilmente possono essere ancora più superati. E poi c'è l'attività promozionale che spero che quando verrà risolto il problema delle pensioni e quindi il problema finanziario delle Camere di Commercio, e in questo auspichiamo l'intervento dell'assessore al ramo, l'onorevole Tamaio, perché possa dare una risoluzione e una tranquillità alle Camere di Commercio, che possano riprendere quel ruolo di marketing territoriale, di volano di sviluppo che è proprio. E parliamo adesso di politica con Controcorrente, nome che il deputato regionale Ismaele Lavardera ha dato al suo neomovimento dopo la rottura con il partito di Cateno De Luca. Sud chiama Nord, inizia l'avventura del leader politico nel Parlamento siciliano ex Iena. A Lavardera, nel suo neonato movimento, faccio i migliori auguri. La nascita di forze alternative a Schifani e Cuffaro alle destre non può che farci piacere. Lo afferma il referente del Movimento 5 Stelle per la Sicilia, Nuccio Di Paola. Alla presentazione di Controcorrente c'era anche il già deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, l'onorevole agrigentino Michele Sodano. Sentiamolo. Io voglio ringraziare Ismaele innanzitutto perché è bello parlare a questa platea, rimettersi in gioco, e comunque sono qua perché Ismaele è uno che ha credibilità e questo lo dobbiamo dire. Chi ha fatto politica, io sono stato deputato, sa benissimo che quando uno viene eletto, se vuole, può diventare sistemico e rimanere lì a vita, basta fare la scelta di comodo, però poi comincia a tradire chi ti ha eletto, e questo Ismaele non l'ha fatto, ed è questo il motivo per cui merita la nostra fiducia. La mia storia è un po' quella sua. Io sono stato espulso dal mio partito in 24 ore, non importa insomma che il fatto di essere stato uno dei membri più attivi della componente bilancio, di essere stato il relatore di una finanziaria, di avere creato, e questo ne sono orgoglioso, la misura Resto Sud, aumentando del 50% il fondo perduto con cui si può accedere ad un finanziamento, quindi portando milioni di euro nella nostra Sicilia. Però in 24 ore sono stato espulso perché non ho dato la mia fiducia a un governo Draghi, il governo delle banche, il governo che voleva aprire le centrali a carbone in Sicilia, e il governo che insieme al centrodestra ha distrutto con la riforma Cartabia la giustizia, garantendo impunità a tutti i criminali d'Italia. Perché dico questa roba qui? Poi loro hanno chiesto scusa di essere entrati nel governo Draghi, ma non mi hanno mai chiamato per dirmi che avevo fatto bene. Ma io oggi sono qua per raccontare una storia che queste scelte di coraggio, quindi fare una cosa giusta e non quella più conveniente, sono le scelte più importanti della vita, dell'esistenza, sono quelle che ti permettono di andare a letto orgoglioso, guardandoti nello specchio, dormendo tranquillo, e di farti anche riconoscere una certa credibilità da parte della gente, che è una cosa più bella, immagino. Allora oggi noi siamo in una situazione di crisi totale, abbiamo una crisi di emigrazione siciliana che fa paura, 600.000 siciliani se ne sono andati via negli ultimi 10 anni, e tra infrastrutture e sanità siamo veramente gli ultimi. Allora qui io sono a fianco di Ismaele perché insieme dobbiamo lanciare tutti un messaggio. Dobbiamo rioccupare le istituzioni, chiamate i vostri figli e ditegli di occuparsi di democrazia, di riappropriarsi degli strumenti della democrazia, perché forse il problema non è quello di aver lasciato i criminali occupare gli spazi del potere. Loro stanno lì, il loro lavoro lo fanno benissimo, sono pregiudicati a volte anche, fa curriculum. Forse il problema è nostro, che non abbiamo capito quanto è importante entrare negli spazi della democrazia, partendo dalla generazione dai 20 a 40 anni. Quindi riappassioniamoci alla politica, perché è l'unico modo per cambiare la nostra Sicilia, è questo che oggi lo dobbiamo fare, questo grande coinvolgimento delle energie più giovani. Il mio tempo è scaduto, avrei avuto tante cose da dire, ma voglio lasciare Ismaele con un regalo simbolico. Ismaele, se puoi venire qui. Questo è un messaggio nato nel 1971 e oggi noi ce lo diamo come una staffetta, e che sia di buon auspicio per te. Prendilo.
che sia di buon auspicio per te, per il movimento, è Imagine di John Lennon, perché oggi il nostro sogno deve essere immaginare e realizzare una Sicilia diversa. Lo dobbiamo fare, ne abbiamo un dovere nei nostri confronti e in quello dei nostri figli. Quindi in bocca al lupo a questa Sicilia sana, che non può più lasciare spazio ai criminali che hanno lottizzato la politica condannandoci ad una regione che fa scappare tutti i nostri coetanei e i nostri figli. Avanti la Sicilia onesta! Intanto Forza Italia segna un record, raggiunge quota 16.000 iscritti. Per Marcello Caruso, segretario, si annuncia come un evento veramente top in vista del prossimo convegno regionale che si terrà il 28 febbraio. Marcello Caruso, nella sua qualità di segretario regionale di Forza Italia in Sicilia, annuncia come Forza Italia segna un nuovo record di adesioni, superando la soglia dei 16.000 iscritti, un traguardo che migliora significativamente i numeri già positivi registrati nell'anno precedente, come evidenziato dal segretario regionale stesso. Questo straordinario risultato, afferma Caruso, testimonia la crescente presenza del nostro movimento politico sul territorio e la sua capacità di attrarre chi si riconosce nei valori del Partito Popolare Europeo. Caruso sottolinea inoltre come libertà, garantismo e centralità dell'individuo rimangano i principi fondamentali di Forza Italia. Il segretario regionale ha poi evidenziato come il partito stia dimostrando una particolare abilità nell'includere diverse componenti della società, amministratori locali, giovani, donne, imprenditori e attivisti, tutti uniti nell'impegno quotidiano per rappresentare i valori del movimento sul territorio. Guardando al futuro, conclude Caruso, ha annunciato l'avvio della stagione congressuale prevista per il 28 febbraio prossimo. Si tratta di un importante processo democratico, ha spiegato Caruso, che porterà alla formazione di una dirigenza competente e rappresentativa per gestire il partito nelle diverse aree siciliane. Lo richiedeva la legge sulla trasparenza, la Regione l'ha fatto, c'è stato il turnover dei dirigenti regionali in questo servizio, tutte le nomine. 5 nuovi ingressi e altrettante rotazioni, oltre a 7 confermati. Il governo Schifani ha proceduto a nominare i dirigenti generali dei 17 dipartimenti in scadenza. Applicata la direttiva dell'ANAC che prevede una durata massima di 5 anni per gli incarichi dirigenziali nelle aree ad elevato rischio corruttivo, a eccezione di quelli che si occupano di calamità naturali per i quali è prevista una deroga di 18 mesi. Alla protezione civile resta Salvo Cocina, così come alla programmazione prosegue Vincenzo Falgares. Alle attività produttive arriva Dario Cartabellotta che lascia l'agricoltura. Ai beni culturali continuerà il suo lavoro Mario La Rocca. Così come Silvio Cuffaro alle finanze, Vitalba Vaccaro all'autorità per l'innovazione tecnologica e Letizia Di Liberti alla famiglia e politiche sociali. Cambio alla funzione pubblica dove arriva Salvatrice Rizzo. Conferma per Salvo Taormina alle autonomie locali. New entry alla formazione professionale per Rossana Signorino e all'istruzione per Carmelo Ricciardo. Turnover anche all'agricoltura dove arriva Fulvio Bellomo che lascia lo sviluppo rurale ad Alberto Pulizzi. Alla pesca al posto di Pulizzi va Giovanni Cucchiara. All'ambiente Varino Beringheli che lascia l'urbanistica a Beppe Battaglia. Infine, il nuovo comandante del Corpo Forestale per la prima volta sarà una donna, Dorotea Di Trapani. Ma tra le 5 new entry c'è un imputato. Si tratta di Carmelo Ricciardo, direttore generale in pectore alla guida del Dipartimento Istruzione, coinvolto nel 2019 in un giro di mazzette in un'inchiesta per corruzione per alcuni lavori di riqualificazione di vari porti siciliani, tra cui quello di Riposto. All'architetto venivano contestati dalla Procura di Catania 7 capi d'accusa, di cui 5 sono stati archiviati dai magistrati di Palermo, dove il procedimento è stato trasferito circa 2 anni fa per competenza territoriale. Rinviato a giudizio, Ricciardo è oggi imputato per turbativa d'asta e corruzione con prossima udienza il 27 di febbraio.
E c'è un durissimo attacco del PD in difesa degli enti locali per quella che Anthony Barbagallo definisce una manovra di bilancio, quella varata dal governo Meloni, lacrime e sangue per gli enti locali a cui vengono sottratte somme consistenti dalla spesa corrente, in soldoni, tagli ai servizi essenziali ai cittadini per sostenere il miraggio del ponte di Messina o costi inutili legati al fallimentare progetto dei centri per migranti in Albania, condoni, rottamazioni e cartelle esattoriali, dice. Il segretario regionale del PD in Sicilia fa riferimento allo studio e alla conseguente elaborazione dei dati allegati alla legge di bilancio effettuati dal Dipartimento del PNRR e politiche di coesione del PD Sicilia guidato da Cleo Licalzi. Insomma, conclude Barbagallo, il governo nazionale conferma la volontà di centralizzare la spesa abbandonando a Roma come in Sicilia gli enti locali. Accorpamento degli uffici giudiziari di Enna e Caltanissetta con Agrigento, presentata una interrogazione dai Dem. Il Ministero dell'Economia chiarisca se sarà disposto un accorpamento degli uffici giudiziari di Enna e Caltanissetta con quelli del Tribunale di Agrigento e se corrisponde a realtà si interrompa quella che sarebbe una incomprensibile penalizzazione di un territorio già peraltro privato negli anni scorsi di altri presidi istituzionali. A chiederlo in un'interrogazione con primo firmatario la deputata Maria Stefania Marino e sottoscritta anche dalla parlamentare Dem Giovanna Iacono. Si apprende dalla stampa, dice l'interrogazione, che l'indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia quello di accorpare circa il 60% delle 103 corti tributarie di primo grado, prevedendo la chiusura di 64 sedi al fine di operare tagli di risorse per 700 milioni di euro nei prossimi 3 anni. Sempre secondo i media, l'ipotesi di accorpamento prevede di lasciare le corti dei capoluoghi di regione, pochi altri uffici nelle province e chiudere 15 sezioni distaccate del secondo grado, mantenendo soltanto una sede di appello per regione. Tali indiscrezioni, continua l'interrogazione, hanno subito suscitato numerose polemiche dal momento che tale rimodulazione delle sedi con numerose soppressioni territoriali rischia di ripercuotersi inevitabilmente sul buon funzionamento della giustizia tributaria. Non è pensabile che si pensi di fare cassa con presidi istituzionali, commenta Iacono, con un provvedimento che non potrà che avere effetti negativi sulla comunità locale e sui lavoratori coinvolti. Attendiamo, conclude, risposte celeri e rassicuranti o in alternativa un impegno concreto per scongiurare questa ipotesi. E ci sarà il reddito di povertà per le famiglie bisognose residenti in Sicilia. Il servizio. Prende il via la misura del reddito di povertà. Un aiuto alle famiglie bisognose che arriva dalla regione siciliana, che concederà fino a 5.000 euro alle famiglie residenti in Sicilia che si trovano in difficoltà economica. Da martedì 25 febbraio, infatti, sarà possibile presentare la domanda per richiedere il contributo una tantum a fondo perduto. L'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto che attiva la misura. A disposizione ci sono 30 milioni di euro. L'erogazione avverrà attraverso l'IRFIS, incaricata della gestione del fondo. Le domande potranno essere presentate fino al 15 aprile, esclusivamente online sulla piattaforma dedicata che sarà attivata nei prossimi giorni. Disservizi, ogni giorno una segnalazione, ma Agrigento continua a rimanere al buio e senza acqua. Sentiamo Eugenio Cairone. Ci sono quartieri ad Agrigento dove l'illuminazione pubblica manca da diverso tempo, con i cittadini che reclamano inutilmente. L'ultima segnalazione giunge dalla zona del campo sportivo e Seneto. Qui, dicono gli abitanti, il buio crea problemi anche di sicurezza, ma come dicevamo finora non c'è stato nessun riscontro da parte del comune. Il problema del buio ormai da mesi interessa anche la zona nord di Agrigento, compresa
tra la via Unità d'Italia e Fontanelle, dove, stando a quanto ci è stato riferito dal competente ufficio comunale, diversi pali dell'illuminazione sono da sostituire, ma non è possibile farlo se non dopo il nuovo contratto, ovvero il prossimo mese. Praticamente con il contratto in scadenza si è condannati al buio, con i rischi che si possono immaginare. E così si va avanti, costretti a convivere con lo stesso problema da un punto all'altro del capoluogo. Quello dell'illuminazione è un problema di ordine pubblico, visto che lasciare intere zone senza luce significa anche dare ai malviventi la possibilità di agire indisturbati. A questo punto ci si augura che in aiuto dei cittadini arrivi un intervento delle autorità. E a proposito di disfunzioni nei servizi che questa volta interessano l'AICA, dal quadrivio Spinasanta ci giungono in redazione diverse lamentele di chi abita da quelle parti. I residenti al quadrivio denunciano il mancato rispetto dei turni di distribuzione, come dire che malgrado la pioggia e le continue proteste, l'acqua ad Agrigento continua a creare disagi e tensioni tra la gente. Onesto lavoratore nei campi con un passato da carabiniere viene scambiato per il bersaglio designato e ferito gravemente dai killer in un agguato di stampo mafioso. Luigi Gueli, bracciante agricolo di Licata, ha ottenuto in parte giustizia tramite l'accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso con conseguente indennizzo economico. Adesso l'attenzione è rivolta alle prossime udienze davanti al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per infortunio sul lavoro non riconosciuta dall'INAIL. E circolano indiscrezioni sulla morte in Colombia del mafioso Giovanni Motisi e l'ambasciata italiana a Bogotà sta effettuando le necessarie verifiche. Giovanni Motisi, 66 anni, palermitano, è ricercato dal 98 per omicidio, dal 2001 per associazione di stampo mafioso, dal 2002 per strage. Dal 10 dicembre 99 è ricercato anche in campo internazionale. Le sue ricerche però adesso per accertare la eventuale morte potrebbero rivelarsi ancora più complicate, considerato che potrebbe essere stato ricoverato sotto falso nome. E sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni nei confronti di Francesco Ribisi, 44 anni, ritenuto elemento di spicco di Cosa Nostra a Palma di Montechiaro. Lo ha stabilito la Cassazione che, rigettando il ricorso avanzato dalla difesa, ha confermato quanto già disposto dalla Corte d'Appello lo scorso maggio. E un incendio ha danneggiato l'automobile di proprietà di un 50enne imprenditore agricolo di Canicattì. Il rogo, la cui natura è ancora da accertare, è divampato nei pressi di via De Sica. Le fiamme hanno divorato la carrozzeria della Fiat Ulisse dell'uomo e provocato danni anche al prospetto e all'insegna di un negozio di materiale elettrico. Sono in corso indagini per accertare la causa del rogo, indagini che si gioveranno anche delle telecamere di videosorveglianza della zona. E partirà lunedì il 17 febbraio prossimo la nuova linea Agrigento-Sant'Angelo Muxaro, effettuata dall'Autolinee Fratelli Lattuca, società recentemente entrata a far parte del gruppo SAIS. La nuova linea prevede nei giorni feriali 3 corse di andata: Sant'Angelo Muxaro Agrigento alle 6:45, alle 11, alle 15:30 e 3 di ritorno alle 9:40, 13:45 e 17:30. Parliamo adesso di turismo, le strutture ricettive della Sicilia per le quali la regione siciliana ha varato una nuova legge.
L'ARS ha approvato una nuova norma che regolamenta in modo organico la disciplina delle strutture turistico-ricettive in Sicilia. Le novità principali riguardano la classificazione delle attività e le verifiche che potranno attivarsi da parte del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Viene inoltre espressamente ribadito l'obbligo di dotarsi del codice identificativo nazionale, nonché della comunicazione a fini statistici e i casi in cui è obbligatoria la copertura assicurativa. Per l'assessore Amata si tratta di una norma che finalmente risponde alle attuali esigenze del settore sotto diversi profili, che certamente contribuirà a riordinare in modo funzionale l'intero settore ricettivo, con l'ulteriore vantaggio di assicurare un monitoraggio più scrupoloso dell'andamento dei flussi turistici nella loro piena ed effettiva consistenza. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. È un evento certamente interessante, il prossimo 30 aprile il veliero Amerigo Vespucci, uno dei più belli al mondo attualmente in tour mondiale, sarà a Porto Empedocle in occasione di Agrigento 25. La nave scuola Amerigo Vespucci è ad oggi il più antico veliero in servizio della Marina Militare Italiana ed è stata varata il 22 febbraio del 1931 come nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia Navale di Livorno. Dal punto di vista tecnico-costruttivo, l'Amerigo Vespucci è una nave a vela con motore, mentre da quello dell'attrezzatura velica è armata a nave, quindi con 3 alberi verticali, li vedete nelle immagini, tutti dotati di pennoni e vele quadre. E tra storia, tradizione e innovazione, il 77° Mandorlo in Fiore sarà presentato il prossimo venerdì 21 febbraio al Teatro Pirandello di Agrigento. Storia, tradizione ed innovazione. Il 77° Mandorlo in Fiore, in programma ad Agrigento dall'8 al 16 marzo prossimi, è pronto a lasciare un'impronta significativa e di rilievo nell'anno in cui Agrigento è capitale italiana della cultura. Sarà presentato il prossimo venerdì 21 febbraio al Teatro Pirandello di Agrigento alle 20:30. Nel corso dell'evento, aspettando la sagra, il programma del 77° Mandorlo in Fiore insieme al 67° Festival Internazionale del Folklore e il 22° Festival Internazionale I Bambini del Mondo. Saranno riproposte le iniziative tradizionali della festa che già lo scorso anno hanno riscosso successo e per l'edizione 2025 numerose sono le novità, come tra l'altro un grande carro allegorico comprendente il passato, il presente e il futuro della città capitale italiana della cultura. Un evento dunque che sarà sintesi di storie e tradizioni con una prospettiva rivolta al futuro, all'inclusione, all'integrazione, dunque una testimonianza di unione e fratellanza tra i popoli. I tradizionali carretti, i costumi colorati, le tradizioni folcloristiche internazionali lanceranno anche quest'anno ad Agrigento un profondo messaggio di pace e concordia. E ancora eventi, a Montevago è tutto pronto per la 35esima edizione del Carnevale. Il sindaco Margherita Roccaruvolo ogni anno dice cresce l'interesse del pubblico, visitatori arrivano a Montevago non solo dalla provincia ma anche da altre parti della Sicilia. È tutto pronto per la 35esima edizione del Carnevale di Montevago, che andrà in scena dal 28 febbraio al 4 marzo. 5 giorni di festa, allegria e divertimento per le vie del centro belicino, che ogni anno richiama visitatori da ogni parte della provincia. Venerdì 28 febbraio si inizia con il posizionamento e il montaggio dei carri allegorici in Corso Colombo. Sabato 1 marzo la grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie cittadine e la presentazione ufficiale dei carri e dei gruppi sul palco di Corso Rosselli. Domenica 2 marzo, il Carnevale dei bambini in Piazza della Repubblica sfilate. Lunedì 3 marzo, ancora sfilate.
Martedì 4 marzo il gran finale con la corteo a partire dalle 17 e poi la chiusura in piazza con il Carneval Show di Nanà alle ore 24. La manifestazione è promossa dal Comune di Montevago, in collaborazione con l'Unione dei Comuni delle Terre Sicane e diverse associazioni del territorio, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'ARS. Anche quest'anno, dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, puntiamo a organizzare una manifestazione di qualità, all'insegna del sano divertimento. Il carnevale è da sempre molto sentito a Montevago, ogni anno rinnova la sua capacità di attrarre visitatori da ogni parte della provincia e non solo. Ringrazio tutti i ragazzi delle associazioni che si stanno impegnando per la buona riuscita dell'evento, l'assessore comunale alla cultura, Settimo Moderno, e l'ufficio tecnico per il lavoro di coordinamento e per la sicurezza, la polizia municipale, le forze dell'ordine e i volontari di protezione civile che saranno impegnati nei 5 giorni della manifestazione. Un ringraziamento alle istituzioni regionali che ci stanno consentendo in questi anni di poter valorizzare ancora di più il nostro carnevale. Vi aspettiamo in tanti, ha concluso, per vivere insieme a noi i momenti del carnevale e per visitare il nostro paese. È morto a causa di un male incurabile il maestro Pepe Cammarata, chitarrista di talento e persona dall'animo delicato e gentile. Tanti amici ed estimatori del musicista hanno espresso il proprio cordoglio sui social, al quale si associa anche la nostra emittente. E adesso lo sport con Carmelo Lentini che ci riferisce di Akragas, campionato d'eccellenza ed Empedoclina, e Giuseppe Moscato che ci illustra l'impegno del Castrum Favara. Il tempo stringe e la situazione in casa Akragas diventa sempre più problematica, ma ironia della sorte, i margini per poter salvare capre e cavoli rimangono sempre concreti. Adesso è arrivato il momento degli scontri diretti e questa ghiotta opportunità non deve essere sprecata. Per questo motivo i tifosi e gli sportivi in genere, a parte le polemiche e le critiche, continuano a sostenere il gigante sperando in un miracolo calcistico sempre che sembra sfuggire di mano. Per quanto riguarda le altre gare in programma, il Siracusa, che dopo la vittoria esterna nel confronto diretto contro la Regina ha portato a 6 punti di vantaggio sulla stessa squadra Amaranto, seconda in classifica, si presenta l'opportunità di incrementare il proprio vantaggio dovendo giocare in casa contro il Locri, mentre la squadra di mister Trocini dovrà vedersela e con il Licata, squadra che ha chiaramente il dente avvelenato per la posizione in classifica generale. Il programma prevede inoltre lo scontro diretto Sambiase-Scafatese, secondo contro terzo, e ben 4 derby tra le formazioni isolane, riguardante soprattutto la lotta per la salvezza. Ritornando al match Akragas-Sant'Agata, rispettivamente ultimo e penultimo in classifica, va ricordato che Emanuele Ferraro, esperto mister del Sant'Agata, un paio di settimane ha sostituito in panchina Ezio Raciti. La gara del Seneto tra Akragas e Sant'Agata, in programma questa domenica 16 febbraio a partire dalle ore 15, è stata affidata a un direttore di gara di Enna. Si tratta di Valerio Gambacurta di Enna, appunto, con assistenti Luigi Fabrizio Dorto di Busto Arsizio e Matteo Cappelletti di Lodi. Importante ed impegnativa trasferta domani a Caltanissetta per Castrum e Favara. La squadra di mister Pietro Infantino andrà a incontrare la Nissa, sicuramente una delle protagoniste di questo importante ed interessante campionato nazionale di Serie D. Favara e Nissa, che si conoscono abbastanza bene, essendo state anche nel recente passato protagoniste del campionato di eccellenza. Questa mattina ci siamo recati allo stadio Bruccoleri, dove mister Infantino ha predisposto l'allenamento di rifinitura in vista dell'importante partita di domani. Partita che i tifosi favaresi non potranno assistere in diretta in quanto vige il divieto di trasferta da parte della prefettura. La partita comunque sarà trasmessa sui canali social. Siamo andati a sentire alcuni dei protagonisti in vista dell'incontro di domani. Sentiamo le loro impressioni in sala stampa. Com'è stata la settimana di lavoro? No, come la solita. Sicuramente cambia qualcosa rispetto sotto l'aspetto tattico, perché l'avversario magari si posiziona diversamente dal Paternò, che attuava un 3-5-2, questi
La Nissa attua un 4-3-3, un 4-3-1-2, ma noi siamo pronti tatticamente, i ragazzi sanno quello che devono fare, l'ho visti molto concentrati, sapendo che in palio ci sono punti importanti per il nostro proseguo. Purtroppo c'è il divieto nuovamente di trasferta per i tifosi, la vedranno in TV in streaming, grazie anche alla diretta che faremo insieme con la Nissa. Ma mister, una battuta personale, c'è anche il divieto dei biglietti per la provincia di Agrigento. Come vive un mister che lascia la moglie a casa, essendo residente in un comune che non è Favara? Ma sicuramente già è una sconfitta per lo sport quando c'è un divieto, però come sempre noi dobbiamo essere rispettosi per la legge, per quello che dice lo Stato, ci dobbiamo adeguare e dobbiamo rispettare questo divieto, però credo che la mia famiglia voleva venire a vedere la partita, io sono di Cammarata, credo che in provincia di Agrigento, credo che sia molto, molto penalizzante attuare questo divieto tutta la provincia di Agrigento, credo che non ci siano i presupposti per creare disordini. Raul, vigilia di Nissa Favara, che partita sarà per te? Per me sarà una partita dove si dovrà tanto combattere, ci saranno tante seconde palle e andiamo a giocare in un campo dove ci hanno detto che è grandissimo, quindi sarà una bella partita a viso aperto e noi stiamo bene fisicamente, stiamo bene sia anche mentalmente e niente, vediamo domani il lavoro che abbiamo fatto finora e i frutti che usciranno, diciamo. Guarda, sinceramente domani sarà una partita tosta e già la cominciamo a preparare già da martedì, quindi siamo mentalizzati che sarà una partita in cui dobbiamo essere concentrati 95 minuti. Loro stanno bene e noi veniamo da un pareggio che secondo me ci ha dato coraggio per affrontare la partita di domani, ci vuole tanto sacrificio. Manca un terzo alla fine del campionato, però come dicevamo con il mister ormai i punti sono decisivi. Ti aspettavi un campionato così equilibrato? Sì, questo girone è già il terzo anno che lo faccio, quindi secondo me quest'anno è abbastanza difficile. Secondo me domani ci sono giocatori importanti, noi abbiamo le nostre armi, quindi domani sarà una bellissima partita. Parlando invece del calcio minore, il torneo di eccellenza A, dopo la tonificante vittoria esterna dell'Unitas Sciacca sul campo della capolista Athletic Club Palermo, ha riaperto la lotta al vertice, con il Città di Gela vice capolista che ha ridotto le distanze a un solo punto. La compagine saccense, che occupa la terza posizione, deve stare comunque attenta a non staccarsi oltre 10 punti dalla seconda posizione, altrimenti rischia seriamente di saltare i play-off di fine stagione. Intanto questa domenica l'Unitas Sciacca ospita al Gurrera la Folgore di Castelvetrano, epico incontro dal sapore di derby vero e proprio. Per la vetta l'Atletico Palermo ospita e sarà ospite del Fanalino Lascari, mentre il Gela gioca in casa con l'Accademia Trapani. In promozione girone C, occhi puntati sullo scontro di Casteltermini, dove la locale squadra ospita il Forte Giarre all'inseguimento della prima poltrona occupata attualmente dal Camarat. Una gara tutta da seguire, con il Camarat che gioca anch'esso su un capo molto impegnativo come quello del Santa Domenica Vittoria. In sintesi, una domenica campale che, oltre alle dirette interessate per il salto di categoria, vedranno l'Aragona di giocare a riposto contro una squadra penultima in classifica ed il Gemini tra le mura amiche contro l'Ostico Nicosia, attuale terza forza del campionato. Nel girone B di prima categoria, l'Empedoclina ritorna a giocare al Collura per ospitare la seconda forza del campionato, vale a dire la Barese. I ragazzi granata del tecnico Mariano Cordaro, che adesso giocano con la presenza dei propri tifosi sugli spalti, stanno esprimendo un gioco molto generoso per tirarsi fuori dai meandri della bassa classifica. L'avversario di turno non è di quelli facilmente addomesticabili, ma nel calcio può succedere di tutto. Per questo motivo la società marinara chiama a raccolta i propri tifosi.
Ci fermiamo qui per oggi, grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sul 93 alle ore 15, alle ore 20 alle 9 del mattino e poi in tutta Italia sul 268 delle Smart TV, sul sito www.televideoagrigento.tv con la TV online e ancora sui nostri canali social, in particolare YouTube, dove troverete tutti i nostri servizi e il telegiornale. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.